Eccoci qua, oggi vi vogliamo presentare questa bellissima villa sulla costiera di Trieste. Parliamo di circa 243 metri quadrati e ha un affaccio unico, con degli scorci che variano da Lignano fino al castello di Miramare e ha l'accesso al mare con una spiaggia privata col molo condiviso con altre ville. Facciamo un giro sulla parte esterna della casa. Come vedete è circondata da 5 o 6 pastini. La casa è strutturalmente in ottime condizioni, sia il tetto che le facciate sono direi perfette. Vivere in una casa del genere vuol dire godere anche di panorami come quello che state vedendo in questo momento insieme a me. Per chi cerca una casa a Trieste con la vista sul mare, questa è sicuramente la soluzione migliore. Abitare in una casa come questa e godersi spazi del genere con una zona giorno che affaccia completamente sul mare e una possibilità di mangiare anche su una terrazza con questo affaccio sono davvero delle sensazioni uniche. La cosa bella di questa casa è anche che ha tutta la superficie finestrata lato mare molto ampia. La casa si sviluppa su 3 livelli e sono divisi praticamente in 2 appartamenti. Al piano giardino abbiamo una specie di appartamento dépendance dove può essere tranquillamente ospitata una famiglia. Da questa parte accediamo proprio alla parte residenziale della casa nel piano delle terrazze. Abbiamo una sala di circa 40 metri quadrati molto grande con un affaccio esterno sia aperto verso la terrazza sia una parte della terrazza invece che è stata verandata e che quindi viene usata come giardino d'inverno. La distribuzione interna della casa è stata studiata in maniera ottimale perché abbiamo una zona giorno e una zona notte ben divise. Infatti al piano di sopra troviamo 3 camere da letto e altri 2 bagni. Questa è una delle 2 camere matrimoniali che troviamo all'interno dell'abitazione. Si gode anche qui di un panorama davvero indimenticabile.